Questa è la storia del crollo del campanile di San Marco e della sua ricostruzione. Tra il 1873 e il 74 vengono rimosse delle baracche che si trovavano addossate al campanile e si scopre che la base è in cattive condizioni, ma vengono solo riparati i danni superficiali. Più avanti nel 1885 degli scavi trovano le fondamenta in stato preoccupante. Nonostante questo, le ispezioni del 1892 e 98 rassicurano che la torre non è in pericolo. Durante la primavera del 1902 appaiono crepe e una fenditura sul lato che corre quasi per l'intera del fusto, ma i sopralluoghi tecnici escludono problemi strutturali seri. Il 12 luglio vengono rilevate le rotture di numerosi vetrini spia usati per controllare l'evoluzione delle crepe e cadono calcinacci. Per sicurezza, la sera del 13 luglio viene annullato un concerto di una banda militare che si doveva tenere in piazza. Alla fine, la mattina del 14 luglio, il campanile crolla, distruggendo la loggetta del Sansovino e l'atto della biblioteca marciana. La pietra del bando riesce invece a proteggere la basilica di San Marco. Quella stessa sera il Consiglio Comunale vota all'unanimità per ricostruire il campanile com'era e dov'era, intento condiviso da una vasta maggioranza dell'opinione pubblica, nonostante c'è anche chi non è d'accordo, come l'editorialista del Daily Express e Maurice Barrès. Sostengono che la piazza sia più bella senza il campanile e che una replica non avrebbe avuto valore storico. Oltre che dal comune e dalla provincia vengono raccolti fondi da enti pubblici e donazioni private da tutto il mondo e nell'autunno del 1902 iniziano i lavori di sgombero dei detriti. I frammenti della loggetta distrutta vengono trasferiti nel cortile del Palazzo Ducale per poter essere utilizzati per la sua ricostruzione. Il 25 aprile 1903, giorno della festa di San Marco, con una cerimonia venne posata la prima pietra e nell'ottobre 1905 si completano le nuove fondamenta. A differenza della torre originale, gli architetti milanesi Luca Beltrami e Gaetano Moretti costruiscono la struttura portante in calcestruzzo armato, più leggera e stabile della precedente muratura, mentre l'aspetto estetico viene mantenuto il più fedele possibile e si coglie l'occasione per ripristinare i leoni marciani rimossi durante la dominazione austriaca. Dopo anni di lavoro, il campanile viene inaugurato nella giornata simbolica del 25 aprile 1912. Grazie a questi sforzi, oggi possiamo apprezzarlo nella sua bellezza originale.